Panettone, panettone del mio cuore, lo sai che avrai vita breve, vero? Eh sì, perché appena ti aprirò non pento proprio. Buongiorno, cari amici di Io Compro Siciliano Chef. Stamattina, come vedete, sono in ottima compagnia di questo meraviglioso panettone artigianale. Il Natale sta per arrivare e noi dobbiamo attrezzarci. Io devo darvi i segreti per fare un panettone come questo anche a casa. Vi garantisco che non è semplice poterlo realizzare a casa in modo così perfetto, ma io proverò a darvi un po' di segreti per poter realizzare il lievitino, l'impasto e anche vari gusti del vostro panettone. Questo sarà un anno veramente speciale, penso che i regali futili non esisteranno, ci saranno soltanto regali fatti a mano, regali pensati per ognuno dei nostri parenti, amici, bambini, e quindi io voglio darvi questo suggerimento: un bel panettone artigianale siciliano con tutti ingredienti chilometro zero potrebbe essere una gran bella figata. Io sarò veramente felice di riceverne uno per Natale, però adesso voglio smettere di chiacchierare e vi voglio dire chi ha realizzato questo panettone. Io già qui ho i lavori in corso, mi rimetto la mascherina perché adesso smetterò di essere a distanza di sicurezza, quindi proverò a farmi sentire. Buongiorno ragazzi! Buongiorno! Ciao! Allora, io sono qui nel laboratorio Loredana Puglisi, loro sono Paolo e Davide, due fratelli che si dedicano al laboratorio della pasticceria di questo piccolo negozio artigianale che si trova a Palazzo Lacreide. Paolo già ieri mi ha istruito nella ricetta del panettone, mi ha accompagnato un po' nei vari step sulla preparazione del panettone. Paolo, cosa state facendo adesso? Allora, ora noi siamo arrivati alla fase quasi finale di tutta la preparazione, che dura molte ore, parliamo di, alla fine raggiungiamo anche 3 giorni di lavorazione. Sì. Stiamo in questo momento spezzando i panettoni nelle varie pezzature della nostra produzione. Questo per esempio che pezzatura ha? Queste sono tutte da 1 chilo. Questo che io già amo, sono perdutamente innamorata di questo panettone, che però questa non sarà la fase finale di questo panettone perché ancora deve essere in questo caso manca la glace, perché parliamo di un panettone ai 4 cioccolati dove 4 cioccolati. Sì, abbiamo l'anno scorso erano 3. Ecco, quest'anno abbiamo raddoppiato. 4 is better. Perché niente, abbiamo deciso di mettere il cioccolato, i 3 cioccolati sono bianco, latte e fondente a cubetti. Sì. A cubetti, non a gocce. E il quarto? Il quarto è il cioccolato Ruby, che è un cioccolato che è nato da qualche anno. Sì. Coltivato specificamente solo ed esclusivamente in Ecuador, Brasile e Costa d'Avorio, e ha la caratteristica di essere un cioccolato naturalmente rosa. Naturalmente rosa. Senza aggiunta di alcun tipo di colorante. Diciamo che a noi il rosa ci piace, magari questo potrebbe essere anche il tuo anno rosa, chi lo sa. Paolo ha appena scoperto che quest'anno, anzi nel 2021, per fortuna nel 2021 diventerà papà, quindi magari il colore rosa sarà il colore dell'anno. Quindi auguri da tutto il popolo di Io Compro Siciliano. Allora, questo panettone invece io ti ho seguito ieri nella preparazione di questo impasto, signori, signore di Io Compro Siciliano Chef, vi dico già che non è cosa semplice
fare un panettone, perché veramente la preparazione è lunghissima, e quindi ieri Paolo si è seduto con me una bella mezz'oretta, perché logicamente l'impasto che state vedendo sul tavolo era di circa 40 kg, però lui ieri mi ha ridotto le porzioni per poter fare un panettone con un impasto di circa 2 kg finali. E quindi io chiedo anche al mio regista Paolo Gatto, che saluto e ringrazio sempre per la sua assistenza in regia, di mandarmi la ricetta, così io la leggo insieme a voi. Allora, nella ricetta ci sono 2 step che bisogna rispettare. Una, quella di preparare il lievitino che tutti ormai conosciamo per le varie ricette, che si deve preparare con lievito naturale, zucchero, acqua, tuorli, burro, farina e un pizzico di sale. Questo lievitino quanto deve restare prima di essere utilizzato? Partendo dal fatto che ci sia un lievito naturale in forma, chiaramente a casa, a meno che non si parli di persone molto appassionate di casalinghe o anche persone molto appassionate di cucina, che ci sono, non è un po' difficile da trovare. Parliamo che deve stare in cella di lievitazione, quindi parliamo intorno a 25-26 gradi per 12 ore. Noi normalmente lo facciamo triplicare, quindi nei contenitori va ad essere triplicato, significa che triplica il suo volume, perché nel frattempo ha sviluppato i batteri che ci servono per la lievitazione, e quindi poi si passa in questa fase al secondo impasto, che normalmente lo facciamo intorno alle 9 di mattina, 9 e mezza, a volte anche anticipiamo, perché dipende dalla temperatura. Capita magari che il lievito faccia... Io non posso fare a meno, tra l'altro, cari amici e amiche di Io Compro Siciliano Chef, di notare che man mano che qui l'impasto viene mosso, tagliato e porzionato, sviluppa delle bellissime bolle che poi fanno anche fuoriuscire dei pezzettoni buonissimi di frutta candita che Paolo e la sua famiglia producono da soli. Quindi diciamo proprio questo è l'immagine di un panettone artigianale in tutti gli step. Ieri Paolo mi ha mostrato con orgoglio le sue buccette d'arancia, il suo impasto la pasta di arancia che lui utilizza per aromatizzare questo panettone e l'uva passa. Il laboratorio, diciamo, loro lavorano tutti in famiglia, perché questa è l'attività che la mamma loretana ha aperto, proprio in quest'ultimo periodo. La mamma ha avuto anche un grande riconoscimento, perché ha avuto un incidente sul lavoro nel 2015, e quindi quest'anno l'INAIL ha deciso di averla come testimonial. Ultimamente è stata anche a Rai 1 con un servizio su Uno Mattina. Adesso vediamo, cerchiamo di convincerla a venire anche a farsi conoscere, e così ne possiamo parlare 2 minuti insieme. Nel frattempo io vi continuo a dire la nostra ricetta che prosegue, quindi appena noi abbiamo questo lievito pronto. Intanto partiamo dal fatto che il preimpasto si parte con farina, lievito e acqua, per cui con un'impastatrice non necessariamente professionale, un'impastatrice anche casalinga, tipo quelle da 1 chilo, 1,5 kg, insomma. Andiamo a fare l'impasto, a renderlo molto cordoso, no? Nel momento in cui inizia a prendere corda, abbiamo bisogno di una farina forte, quindi sui 3,40, 3,60 di WV. Al supermercato si trova. Al supermercato, in negozi specializzati, ormai diciamo ce ne sono tanti. Il lievito naturale, inoltre, per chi non lo dovesse avere,
c'è la possibilità, o si va a prendere magari in un posto come la nostra azienda o guardate, scusami un attimo, guardate qui che meraviglia questa bolla proprio che fa vedere la lievitazione di questo panettone che andrà ancora ad essere lievitato per molto tempo, però ecco, questa era la cosa che vi volevo fare notare, che è quella che io noto subito. Allora, qui è arrivata Loredana, Loredana vieni, avvicinati, so che tu ormai sei una star televisiva, tuo malgrado, sei una star televisiva, perché stavo raccontando un po' ai nostri amici di Io Compro Siciliano Chef, lei è Loredana Puglisi, ha aperto questa attività nel lontano 92, che loro ancora uno è in fascia e l'altro non c'era per niente. Quindi adesso diciamo ti riempiono il cuore d'orgoglio che lavorano qui con te, e non solo, perché sono ragazzi che studiano, che lavorano. Certo, uno si è laureato l'altro giorno, quindi però è entrato subito nella mentalità dell'azienda, prima di iniziare la specialistica, la magistrale. È qui che collabora con noi. È qui che collabora con io, voi. come hai detto bene tu, mio malgrado sono entrata nel mondo degli infortunati. Sì. E mio malgrado sempre sono diventata testimone all'INAIL, perché l'INAIL, che è questo ente nazionale che tutela gli infortunati sul lavoro, non solo, anche gli infortunati civili, ha in serbo, ovviamente con l'aiuto, la collaborazione dello Stato, perché altrimenti non potrebbe, tutta una serie di progetti per il reinserimento lavorativo degli infortunati o nelle proprie aziende o presso altre aziende. Sì. I datori di lavoro hanno la possibilità di usufruire tutta una serie di agevolazioni, oltre che fiscali, ma proprio nella realizzazione di determinati progetti. Sì. Ed è molto importante sia per il datore di lavoro che per l'infortunato continuare ad avere la possibilità di svolgere il proprio lavoro, o quantomeno di continuare a lavorare nell'azienda, magari. Quindi diciamo di poter restituire la dignità al lavoratore che ha subito un grande infortunio come quello che hai subito tu, e di rimettersi in piedi e di poter affrontare questa situazione. Riprendere a lavorare, possibilmente svolgendo un lavoro che si è fatto da sempre. Sì. Ecco, l'INAIL in questo senso è molto vicino sia all'infortunato che al datore di lavoro, nel sostenerlo non solo economicamente, perché io amo sempre dire che l'INAIL, quantomeno io ho avuto a che fare con la sede di Siracusa, loro sostengono tanto l'infortunato anche da un punto di vista morale, psicologico, lo sostengono e lo supportano e sopportano. Bene, questa è una bellissima cosa. E in più c'è questa storia Io, signori, vi ho già detto che questo, diciamo, è fine 2020, inizio 2021, per questa meravigliosa famiglia, è cominciato con il rosa, quindi con questa bella situazione che è nata da una terribile situazione, quindi a volte si vedono anche i fiori spuntare nell'asfalto, e questo è, diciamo, il fiore nel deserto che sta nascendo e che quindi infonde fiducia a tutti quanti anche in un periodo così brutto. Ma adesso io ho un po' di da fare con i tuoi figli. Io ti ringrazio io vi seguo. Io sono felicissima di averti avuta ospite oggi e onorata di essere qui nel tuo laboratorio. Grazie a voi che siete qua. Ma sai, qui un pasto cresce, bisogna lavorare, altrimenti questa produzione non sarà buona. E allora ragazzi, io vi do il seguito della ricetta, che poi diciamo dopo il lievitino voi dovete aggiungere questo lievitino agli altri ingredienti, che sono farina, zucchero, tuorli, burro, sale. La vedrete poi sia nella mia pagina che nella diretta, durante la diretta della trasmissione. Sale, miele di acacia, pasta d'arancia, una bacca di vaniglia, uva sultanina, arance candite e cedro candito. Questo ovviamente per fare il classico panettone. Sì, questa è la ricetta classica. La ricetta noi classica. In questo momento abbiamo spezzato il panettone al bicocca e pera. Sì. Infatti vedete il rosso dell'albicocca, l'arancione, diciamo, sì, il colore bianco della pera, per esempio. Perfetto. Sono tutta, ed è un nostro fiore all'occhiello, sì, diciamo, perché
nel periodo magari verso ottobre così, facciamo la candidatura nostra della frutta, ed è una cosa chiaramente per dare un valore aggiunto al panettone, no? Perché Certo. l'artigianalità si vede anche nei dettagli. non... Le eccellenze Esatto. siciliane si notano dai dettagli, e quindi questo è un panettone che rappresenta proprio tutta l'eccellenza siciliana. Poi... Voi l'avete porzionato, sì. Adesso quale step devono fare i nostri amici anche a casa? Perché noi abbiamo descritto prima il lievitino, poi l'impasto, che logicamente non vi possiamo mostrare perché loro lo hanno preparato già stamattina presto. Purtroppo non ci dà la possibilità di aspettare i tempi. E quindi voi l'avete preparato stamattina a che ora? Stamattina l'abbiamo fatto alle 9. Alle 9 per poter aspettare anche il procedimento, per aspettare la via diretta, e quindi l'avete fatto un po' tardi, quindi automaticamente tutto parte un po' più... E quindi dalle 9 adesso che sono mezzogiorno, diciamo, l'impasto ha già raggiunto questa lievitazione. Allora, adesso prossimo step. Finisce l'impasto, quindi dall'impastatrice, seguendo un ordine molto semplice, che si prende il preimpasto, si aggiunge la farina, si lascia un quarto d'ora impastare e poi si va in ordine con tuorlo, zuccheri, quindi anche il miele, e poi alla fine il burro, ponendo attenzione al fatto che nell'incorporamento dell'ingrediente deve essere assorbito, ormai andare di fretta ad aggiungere gli altri ingredienti. Quindi il risultato keep your calm, perché la cucina e soprattutto la pasticceria pretende la precisione e la calma. Infatti è una cosa a cui io non mi potrò mai dedicare, perché non è cosa mia. E anche come ti dicevo ieri, anch'io all'inizio, anni fa, buttavo tanta pasta, no? Perché magari non mi riuscivo. Poi alla fine il risultato che si avrà, guardate che meraviglia, avere quella che si chiama maglia glutinica, quindi che io posso stendere anche tipo come un foglio di carta, la frutta rimane dentro e non si va a strappare. È una meraviglia che è quasi commovente, perché logicamente per chi la lavora e per chi ha questo grande risultato, avendo la frutta perfettamente inserita dentro questo impasto, ecco, se non avete questo risultato a casa, andate a comprare un panettone artigianale, perché veramente non sarà un buon risultato. E poi inoltre volevo fare vedere, magari se avvicini, nell'impasto notiamo dei puntini neri, ecco, un po' più si dovrebbe vedere, penso. I puntini neri sono la bacca di vaniglia. È un impasto indubbiamente ricco a livello aromatico, perché è chiaro che una cosa è vedere il puntino nero, una cosa è non vedere nulla. E possibilmente infatti, guarda, io logicamente prima, quando ho cominciato la diretta, l'ho cominciata senza mascherina, quindi il profumo intenso di questo impasto mi arrivava, ma anche ieri sera, quando sono arrivata per avere la tua ricetta, che stavate sfornando, no, stavano girando dentro il forno. Però c'era proprio un profumo di impasto che era favoloso. Sì, perché la vaniglia ha un potere aromatico altissimo, nella proporzione 1 grammo di vaniglia può aromatizzare fino a 1 chilo di impasto. Senti, allora noi prossimo step, perché io vorrei fare vedere tutti gli step fino a poi far vedere il panettone pronto. Ha riposato, l'impasto ha riposato, noi dando queste pieghe a mano diamo forza all'impasto, quindi riusciamo a dare forza per alla fine ottenere un panettone che vada a svilupparsi 3 volte quello che è il suo. Perfetto. Allora partiamo da qua, perché questi sono stati i primi. Lui tiene magari la teglia qua e vado a fare questo sistema qua, che sono delle pieghe, e mi troverò alla fine un altro bel panetto in forma. Il panetto arrotondato. Quindi questo che peso ha, Davide? Circa 1,1 kg, quindi questo è un panetto di 1,1 kg. Vado a prenderlo e vado a mettere sul pirottino. Perfetto, quindi questa operazione deve essere fatta per tutti i panettoni, e poi vengono lasciate lievitare dentro il pirottino per quanto altro tempo? Parliamo di 5-6 ore, partiamo sempre dal presupposto che ci sia un lievito. E pensate che poi per mangiare un panettone ci vogliono quanto? 3 minuti per mangiare una fettina di panettone? Mi dicono che un panettone intero lo
davanti, certo. possibilmente non lo finisco. Certo, perché voglio dire, tante ore di lavoro per poi mangiare una fettina di panettone con degli ingredienti. Inoltre, scusami se... Sì, vai. Inoltre è reso particolarmente digeribile. Sì. Da quello che io dico sempre, la madre di tutto, sì. che è il lievito, Il lievito, naturale, ora sì. magari lo facciamo vedere, sì. Che in questo momento è messo a riposo perché domani certo. lo impastiamo. E proprio le tante ore di lavorazione, perché si parla che se uno parte la mattina con i rinfreschi del lievito alle 8 per esempio, il panettone finisce la sua lavorazione non il giorno seguente ma dopo 3 giorni, certo. perché questo qua viene praticamente da 2 giorni prima, certo. perché sta una notte capovolto. Quindi le ore di lavorazione fanno sì che si renda il prodotto particolarmente digeribile, a differenza invece dei prodotti industriali magari che non hanno tutti questi accorgimenti naturali. Gli amici di Yo Compro Siciliano Chef, io oggi ci tenevo proprio a mostrarvi la lavorazione di un panettone artigianale, perché molti di voi mi avete chiesto la ricetta. Voi sapete che io sono una poca pasticciona e molte cose le ho imparate a mie spese, che la mia specialità ovviamente sono i piatti di pesce, essendo che mangio pesce dalla mattina fino alla sera, però ecco, sul panettone non si scherza, quindi volevo mostrarvi proprio la preparazione professionale di un panettone però artigianale, in modo tale da darvi dei suggerimenti per poterlo preparare. Senti, poi passate quindi queste 6 ore di lievitazione, ulteriore lievitazione, quanto tempo deve stare il forno? Ma si può cucinare nel forno di casa? Si può cucinare nel forno di casa, quello là che consiglio io in una situazione casalinga è quello là di mettere il forno statico, con modalità statica, a 155 gradi, non deve andare forte, perché i forni casalinghi sono diversi da quelli là, magari non si può controllare la temperatura perfettamente. Per circa 55 minuti. Se uno ha un termometro banalissimo a casa, con la sonda, quindi con lo spillone, l'ideale sarebbe sfornare il panettone a 94 gradi al cuore. Noi lo sforniamo intorno ai 96, perché magari i nostri panettoni fortunatamente fanno un po' di strada, quindi andiamo fuori in Europa e così via, quindi lo sforniamo a 96 gradi, è una cosa che ci garantisce sicurezza nel trasporto e nella shelf life del prodotto. Poi chiaramente il nostro prodotto e il nostro panettone ha dei piccoli accorgimenti per mantenere. Questi sono poi i segreti dello chef, come sono magari degli zuccheri differenziati, dei grassi differenziati. Però già questa cosa che tu mi hai detto è un ottimo suggerimento per chi volesse fare il panettone in casa, quindi di mettere a cucinare il panettone a forno statico a 155 gradi per almeno 55 minuti. 55 minuti. Senti, io vedo che qui stanno arrivando anche dei commenti, ci sono tantissime persone che ci stanno seguendo, tra cui il grande Salvo Renda, che è uno chef palermitano molto bravo e conosciuto, quindi ci salutano, ci saluta anche Mascia insieme a Stefano, ci salutano tantissimi amici, io vi saluto tutti e spero di star dando dei buoni suggerimenti per poter fare il vostro panettone in casa. Io ieri poi sono arrivata, mentre questi bei panettoni che vedete qui alle mie spalle stavano cuocendo, e non vi dico, mi sono sentita una bambina dentro un negozio di giocattoli, perché mi sono proprio incollata al forno e loro giravano e cucinavano in modo fantastico. Poi mi sono messa 2 minuti a chiacchierare insieme a Paolo sulla ricetta, mi sono rigirata e loro avevano raddoppiato la loro altezza, quindi
diciamo qui ci sono panettoni di vari gusti all'interno. Quello che io avevo prima era il cioccolato, che poi verrà ricoperto di una glassa al cioccolato sopra e anche di noccioline, pistacchi, insomma. Poi durante la decorazione i pasticceri decidono una via da seguire per la decorazione esterna, e poi devono essere messi a testa in giù. Sì. A testa in giù per quanto tempo? Calcolo una notte vanno messi a testa in giù, perché abbiamo un prodotto molto soffice fuori dal forno, quindi se lo tenessimo così sfornato, messo su la forza di gravità farebbe il suo lavoro e la quindi cupola si va ad abbassare. A casa cosa consiglio? Consiglio di prendere gli aghi, quelli là della nonna, per esatto, fare la lana, che ormai è molto di moda, ho saputo dalle mie amiche per fare la lana. Quindi metterlo afferrare il panettone lateralmente, quindi dal pirottino magari uno da questo lato, uno da questo lato, e poi capovolgerlo su una pentola. Certo, mettendolo da qualche parte che possa la ricetta essere... che abbiamo condiviso è per 2 kg di impasto. Quindi finito. Di frutta, quindi diciamo, usando un pirottino come questo si possono fare due panettoni. Sì, perché si presume che a casa si abbia una macchina non molto capiente, no? Sono capaci di tenere quella quantità di pasto. Quindi, signore e signori, cominciate a fare le vostre prove generali sui panettoni adesso, così potrete confezionare per Natale. Aspetta che lo riprendo. Un panettone bellissimo, profumatissimo come questo che Paola e Davide ci stanno mostrando nelle varie preparazioni, da poter poi condividere a distanza con i nostri amici e parenti. Questo sarà un Natale diverso da tutti gli altri, però cerchiamo di renderlo dolce, ricco di amore in qualsiasi modo. Senti, io adesso ti devo chiedere l'ultima cosa. Non è che io me ne posso andare di qua con questo panettone che lo tengo qua da mezz'ora senza poterlo aprire e intanto mostrarlo agli altri. Poi avrò un tête-à-tête personale con lui e quindi me lo porterò a casa logicamente, lo coccolerò fino a che non finirà. Magari non tutto oggi perché insomma è abbastanza grande, però ho dei grandi collaboratori a casa che sicuramente non si tireranno indietro per assaggiare questo panettone che appunto è 4 cioccolati, perché il quarto cioccolato che Paola ha aggiunto è quello rosa. Questo inoltre... ecco, questa è un'altra chicca che Paolo ci sta mostrando, è il suo lievito naturale, che lui ieri gli ho strappato un'ulteriore promessa. Se voi non trovate il lievito naturale, siete qui da queste parti, potete venire e chiederglielo un pezzettino per poi poter fare. Noi lo diamo tranquillamente. Perfetto, ecco qui al taglio il panettone. Già il profumo, nonostante la mascherina sta venendo fuori, ecco, guardate, giusto si vede qui proprio il cioccolato rosa che è uno spettacolo. Come guarda, vedete, l'alveolatura diciamo che è abbastanza regolare, anche la dispersione del cioccolato in questo caso, ma quello che fosse la frutta sarebbe stata uguale. È stata uguale. Quindi noi quando inseriamo il termometro dentro questo panettone dobbiamo cercare di farlo arrivare qui al cuore, esatto, perché così da controllare la temperatura che sia esattamente di 96 gradi. 96 gradi. 96. Basta questo termometro che è arrivato alla fine, praticamente messo qua sul pirottino, va al cuore, quindi certo, e quindi ti fa capire la temperatura, se è giusta o meno. Noi chiaramente abbiamo dei sistemi standard di cottura, per cui lo facciamo per sicurezza di controllare la temperatura. Perché siete proprio pignoli, però ecco, chiaramente teniamo al fatto che sia un prodotto che esca dal laboratorio di alta qualità. Signori, allora io penso oggi di aver fatto il mio dovere e di avervi mostrato
il più possibile tutti i segreti per poter preparare un panettone fatto in casa. I nostri amici di questo laboratorio, Loredana Puglisi, a Palazzolo, però saranno disponibili anche a rispondere alle vostre domande se eventualmente avete delle difficoltà nell'affrontare questa ricetta, quindi o scrivete a me, io giro le domande a Paolo, oppure potete scrivere direttamente a lui. Davide, vieni, così vi saluto. Io mi sento qui tra due colonne, quindi mi sento al sicuro, e poi c'ho pure il panettone. Fuori può accadere tutto, perché comunque io il mio panettone me lo sono guadagnato. Amici di Ocompro Siciliano, io vi saluto e vi aspetto sabato prossimo a mezzogiorno qui insieme a Paolo e Davide. Io vi auguro buon Natale da parte loro. Loro fanno le consegne un po' dappertutto, l'avete capito, anche all'estero, quindi eventualmente potete rivolgervi a loro o anche al negozio sotto casa vostra. Ciao e buona domenica!